Ma io non mi commuovo tanto facilmente. Guardi, volevamo Ma fare che questo. bravi! È tornata. È proprio lei, la riconosce? La riconosce? Eh sì, mamma mia. Commosso Romano Zanon, titolare assieme al papà Marcello dello storico negozio Focus nel cuore di Bassano, dove lo scorso 26 giugno venne rubata questa preziosissima ciotola disegnata da Carlo Scarpa e realizzata dai maestri vetrai veneziani Venini. Un valore che s'aggira oggi sui 10.000 euro. Dopo 9 mesi di indagini, gli agenti del commissariato di polizia di via Pecori Giraldi hanno recuperato l'oggetto. Fondamentali le immagini della videosorveglianza. Abbiamo quindi potuto rilevare le targhe delle auto, abbiamo visto che appunto le auto erano in uso e di proprietà dei soggetti che avevano partecipato al furto. Non solo, abbiamo scoperto che il cliente che aveva intrattenuto il proprietario in realtà altro non era che un complice degli autori effettivi del furto. In 3, una donna di 25 anni e 2 uomini di 29 e 62 anni devono rispondere di furto aggravato in concorso. I 2 giovani residenti nel Padovano avrebbero prelevato la murrina opaca, mentre il più anziano, che vive a Marostica, come si vede dalle immagini, distraeva il titolare. Del furto ci eravamo occupati anche noi a suo tempo, una notizia che si è divulgata rapidamente ovunque, tanto che ormai era impossibile per i ladri liberarsi della refurtiva, diventata troppo famosa. Tutto è bene, quel che finisce bene, è il caso di dire. Non me l'aspettavo assolutamente, è stato bello, emozionante, sono molto contento e soprattutto diciamo che è una piccola considerazione mia. Noi prendiamo sempre e si continuano a leggere e a sentire le critiche alle istituzioni. In realtà le istituzioni sono fatte dalle persone. In questo caso le persone insomma, non erano persone comuni, ecco.